Per quanto riguarda le scelte internazionali, anche queste, io sono stato accusato di tutto di più, non potrei dire che... Sì, ma ci sono, ci sono giornali che mi hanno accusato perfino di avere ville in Crimea, di fare persone. Io, chi mi conosce sa che non faccio mai nulla per interesse personale, lo faccio per idealità, perché e tanti anni faccio politica, mi avrebbero già sgamato per altre volte. Stefano Valdegambari forse è visto un po' come figura divisiva, temi come la guerra russa-ucraina, temi come i vaccini, temi come quelli etici. Lei è stato spesso fortemente criticato anche da suoi colleghi di area politica. Un pregio, un difetto è dire quello che penso e di anteporre le mie idee all'interesse anche personale, quello di bottega e di squadra. E io credo che i principi siano fondamentali, avere delle idee chiare che futuro vogliamo dare a questo paese. E, per esempio, sul tema del rispetto per la vita della persona, sono principi che fanno parte del mio DNA, che ritengo, lo faccio queste battaglie non per essere contro qualcuno, lo faccio nell'interesse della persona, per il bene della vita, per il bene delle persone, dei cittadini, perché ritengo che questo sia il loro bene. Io mi pongo il tema: quanto libera l'informazione in questo paese, quanto noi sappiamo di verità, quello che ci viene raccontato è la verità o è una lettura, una parte della verità. Ecco, questo è il grande, il potere bastona i giornali. Questo è il grande tema, dipende il potere, molto spesso il potere bastona alcuni giornali, altri no. Il potere di solito addomestica il popolo perché ha bisogno di mantenersi.